Ben ritrovate e ben ritrovati, questo è un nuovo appuntamento dedicato agli approfondimenti di 7 in punto. Questa mattina parliamo di economia e lo facciamo con il nostro gentile ospite che andiamo subito a ringraziare e a salutare. Si tratta di Matteo Sinigaglia, direttore generale di Forema, l'azienda di formazione, la realtà che contribuisce alla formazione di Assindustria Veneto Centro. Buongiorno a lei, dottor Sinigaglia. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Grazie a lei di essere con noi. Questa mattina parliamo di uno studio, una ricerca da parte proprio di Forema a proposito di quella che è stata la situazione, il trend delle aziende in anni difficili come il 2020 e come in questo primo scorcio di 2021, sulla base anche proprio di un aspetto fondamentale, qual è quello della formazione. Assolutamente, noi ogni anno andiamo a condurre questa ricerca su un campione di 400-500 aziende prevalentemente manufatturiere della regione del Veneto e è una riunione, è una survey, diciamo, è un'indagine che poi diffondiamo anche attraverso il Sole 24 Ore. Da qui andiamo a denotare quelli che sono poi i trend e le indicazioni, diciamo, per le attività di formazione. E qual è la finestra, se vogliamo, quali sono le indicazioni che emergono da questo 2020? Diciamo innanzitutto che l'emergenza Covid ha aumentato significativamente il fabbisogno di formazione del personale. Questa esigenza riguarda innanzitutto chi opera in ufficio, ma anche chi opera sicuramente nei reparti produttivi. E così vi do giusto un paio di dati per non perderci troppo, ma circa un terzo delle imprese diciamo così, intervistate hanno avuto un impatto significativo in termini di formazione, tanto che la metà di queste aziende manifesta l'esigenza appunto di individuare quelle che sono delle nuove competenze. I settori per i quali risulta prioritaria una formazione, diciamo, aggiornata anche al passo con i tempi e appunto a quelli che sono state poi le disavventure, se vogliamo, emerse dall'emergenza Covid, sono quelle del marketing e delle vendite. Qui abbiamo una crescita di circa il 34% rispetto alle stesse attività svolte nel 2019. Abbiamo anche un forte imprinting in tutto quello che è la progettazione e lo sviluppo dei prodotti, l'informatica evidentemente, abbiamo anche qui un 30% di richieste in più, ma non vanno sottovalutate nemmeno i processi produttivi. Ecco, questo per dire che cosa? Che la tempesta Covid ha in generale aumentato il fabbisogno di competenze professionali per rispondere evidentemente alle nuove sfide. E quali sono queste nuove sfide? La digital transformation, quindi la necessità, diciamo così, di implementare tecnologie all'interno delle fabbriche, ma anche degli uffici, l'innovazione, le competenze trasversali, che sono poi tutta quella serie di competenze, diciamo così, che ci permettono di lavorare meglio all'interno di un gruppo di lavoro, di un'organizzazione, di condividere informazioni, che sembra banale, ma tutto sommato, fin tanto che riuscivamo a vedere i nostri colleghi giorno dopo giorno, magari non ci si dava troppo peso, oggi invece intermediate anche da questi strumenti, diciamo proprio come stiamo conducendo noi questa intervista, diventano ancora più fondamentali. Ecco, quindi questa, diciamo, è proprio una brevissima panoramica su quelli che sono i nuovi trend da qui in avanti. Dottor Sinigaglia, da questo punto di vista, secondo lei, ovviamente il trend si è adeguato alle condizioni dell'emergenza, ma dal momento in cui, non diciamo usciremo dall'emergenza, ma ce la lasceremo un po' alle spalle, tutto quello che lei ha giustamente spiegato, tutto quello che è avvenuto a livello di aziende potrà ancora incidere, nel senso si proseguirà lungo quel trend, è stata aperta una nuova strada, o meglio, il Covid ha comunque offerto delle opportunità nuove che magari prima non erano considerate in questa maniera? Beh, il Covid ha dato un'accelerata pazzesca a strumenti di fatto digitali, a tecnologie che di fatto già esistevano sul mercato. Tutti noi, insomma, conosciamo i vari Google, Amazon e quant'altro,
Pensavamo che queste aziende fossero arrivate già al loro apice alla fine del 2019, li vedevamo schizzare in borsa, piuttosto insomma chi nel periodo buono aveva investito in azioni di queste aziende, diciamo, aveva raggranellato una piccola fortuna, ma in realtà queste aziende si sono sviluppate esponenzialmente nel corso dell'anno della pandemia. Immaginatevi solo il mondo della scuola con la didattica a distanza e con il portale fatto da Google. Tra l'altro hanno fatto, diciamo così, un'operazione estremamente intelligente, per la quale in un'operazione, in un momento di pandemia, hanno di fatto regalato a tutte le scuole, ma non solo italiane, worldwide, quindi in tutto il mondo, gli accessi in modo gratuito a quella piattaforma che è conosciuta come Classroom, nella quale gli studenti possono vedere i loro voti, possono condividere, diciamo così, una serie di informazioni o quant'altro. Ed evidentemente poi da quest'anno inevitabilmente è partito invece un sistema, diciamo così, per la quale la scuola deve evidentemente anche acquistare, diciamo, queste licenze. Lo stesso meccanismo è avvenuto per le aziende, e di fatto, insomma, queste aziende sono poi esplose dal punto di vista appunto delle tecnologie, anche della formazione a distanza. Il trend sulle aziende, di fatto diciamo così, spesso le aziende di formazione come la nostra hanno convertito quella che era l'attività d'aula in videoconferenza. Cos'è la videoconferenza? È esattamente un sistema come questo, è la tanto citata DAD dei nostri ministri della scuola, per cui la didattica a distanza, in buona sostanza. Ci sono dei pro e dei contro, come tutte le cose. Sicuramente c'è una fruibilità, diciamo così, della formazione stessa, è molto agile, molto agevole, insomma basta un collegamento, bastano appunto delle cuffie, un microfono e il tutto si fa senza grossi problemi. Però gli stessi disagi che hanno avuto i nostri studenti in classe, così devo dire, l'abbiamo ritrovata nei lavoratori. A che cosa mi riferisco? Viene a mancare in un'attività a distanza, adesso stiamo parlando a due, ma immaginatevi, diciamo così, una classe magari con 20 o 30 utenti, c'è una duplice difficoltà. Da un lato evidentemente il discente, quindi l'allievo, tanto per intenderci, ha una difficoltà di interagire, a porre domande al docente, perché magari è sempre difficile quando si è a distanza intercettare il momento giusto. Sì, puoi alzare la mano in modo virtuale, ma insomma non è la stessa cosa come essere in classe. Devo dire, ho fatto anche delle attività di docenza, onestamente dall'altra parte è altrettanto difficile, perché spesso la maggior parte poi delle persone usa magari ascoltare, diciamo così, la sessione di videoconferenza, o perlomeno si spera, perché magari si tiene poi la telecamera spenta. E quindi spesso ci si ritrova a spiegare delle cose di fronte a uno schermo nero, e onestamente non è il massimo, insomma, per comprendere se i nostri discenti, se i nostri allievi ci stiano appunto ascoltando o meno. Però detto questo, bisogna dire la verità, le aziende continueranno con questi strumenti. Perché? Perché tutto sommato si evitano trasferte, si può fare molta più formazione, è molto più semplice, si possono organizzare i gruppi. Pensate solamente a tutte quelle occasioni dove bisognava organizzare un'attività di sicurezza, andavamo a coinvolgere 30, 40, 50 persone, però c'era il dipendente in ferie, il dipendente magari che ha chiesto un'ora di trasferta, eccetera. Ecco, oggi il meccanismo della videoconferenza è possibile vederlo anche dai nostri smartphone, e quindi questo sarà sicuramente un elemento, un criterio che resterà anche di qui in avanti. Dottor Sinigali, da quello appunto che lei ci ha spiegato, abbiamo verificato una volta di più la capacità dell'imprenditoria veneta di adeguarsi ad una situazione estrema, per cui dimostrare una versatilità che ha aiutato non poco, crediamo, anche ad una, chiamiamola, crescita degli stessi imprenditori. Diciamo che noi possiamo contare sicuramente su imprenditori straordinari, e bisogna dirlo per una volta tanto, anche lavoratori altrettanto straordinari, perché comunque riuscire a cambiare passo in tempi così veloci non è assolutamente cosa da poco. Non lo è per gli imprenditori, ma non lo è nemmeno per tutti i lavoratori, nemmeno per gli studenti
che citavo prima, piuttosto che per gli insegnanti o quant'altro. Devo dire che sicuramente l'anno scorso è stato un anno difficile, un anno di forte calo, ma in realtà dalla fine dell'anno scorso le aziende hanno cominciato a lavorare e anche a tirar parecchio, nel senso che mentre l'anno del 2020, diciamo così, è stato caratterizzato, se vogliamo, da una piena occupazione e da una piena produttività, soprattutto dei settori alimentari, trasporti, logistica, piuttosto che chiaramente tutti coloro che sono legati alle professioni del digitale. Ecco, da quest'anno devo dire c'è stato uno sviluppo nell'azienda manufatturiera che, insomma, tocchiamo ferro, ma al momento le aziende stanno tirando dal punto di vista produttivo. Siamo freschi di un'indagine congiunturale di Confindustria uscita lunedì scorso, e c'è un boom del 37,7% di produttività in più rispetto a un anno fa. Per cui devo dire dei risultati ottimi anche rispetto, diciamo così, a quelle che era la situazione pre-Covid. E questo avviene perché c'è una continua capacità di rinnovamento appunto da parte delle nostre aziende, e ne sono testimonianza anche i trend di formazione che citavo all'inizio della trasmissione. Mi riferisco a che cosa? Quando le aziende cominciano ad investire in nuove metodologie di formazione legate all'attività commerciale, al marketing, allo sviluppo dei prodotti, alla commercializzazione delle nuove attività o dei nuovi servizi, significa che non si sta guardando a come limare i costi, ma si sta guardando a come introdursi, diciamo così, in un nuovo mercato, a come conquistare nuove regioni del mondo, magari a come, diciamo così, pervadere il web dei propri prodotti. E questo, ricordiamocelo, è significativo per tutta la nostra economia, ma soprattutto per il nostro territorio, perché avere aziende a pieno ciclo produttivo richiamano evidentemente produttività e quindi ricchezza distribuita, voglio dire, a tutti i livelli. Ricordiamo che il Covid non è capitato a fagiolo, non ci permetteremo mai di affermare una cosa del genere, ma questa emergenza sanitaria è capitata in un momento in cui le aziende e più in generale l'economia non si erano ancora del tutto riprese dalla fatidica, famigerata crisi del 2008, per cui diciamo era già un momento in cui le aziende stavano prendendo un po' le misure, ecco, al mercato. È arrivato il Covid e diciamo che anche questo tipo di evoluzione delle nostre aziende, anche dal punto di vista della formazione, ha garantito, diciamo, non una difesa, ma perlomeno degli strumenti in grado di fronteggiare anche situazioni estremamente difficili come quelle che abbiamo vissuto in questi 15 mesi. Una domanda inevitabilmente che volevamo farle, dottor Sinigaglia, è: finora abbiamo parlato di aziende che sono resistite, sono sopravvissute. Purtroppo, diciamo, nel novero, nel conto, bisogna anche elencare quelle aziende, quelle realtà produttive che non si sono più riprese dall'emergenza sanitaria. Assolutamente, assolutamente. Non bisogna guardare solamente la situazione in chiaro, perché è normale innanzitutto che dobbiamo partire da un certo senso di speranza e quindi guardare quelle che sono in crescita, perché significa che queste hanno toccato quegli elementi giusti e quindi deve essere da monito, diciamo, un po' per il resto delle industrie, cercare, no, di avere queste aziende nel mirino e seguirle quantomeno come supply chain, che detta in termini italiani, insomma, come vuole il nostro presidente Mario Draghi, è la filiera, no? Quando ci sono aziende davanti che tirano, è più facile per la filiera, un po' come avviene nel ciclismo, visto che siamo anche freschi di Giro d'Italia, insomma, stare a ruota di queste aziende che tirano. E quindi questa è sicuramente un'indicazione che anche come associazioni industriali, ma direi insomma tutte le associazioni datoriali, danno evidentemente al proprio parco associato, al proprio mondo associativo. Ci sono, ahimè, dei settori, pensiamo, voglio dire, al turismo, ad esempio, che sono, voglio dire, purtroppo ancora in una situazione di stallo. Come se ne esce? Anche lì, voglio dire, c'è molto da fare, siamo in una situazione, siamo con una nuova stagione alle porte, chissà che il vaccino, insomma, migliori in un certo qual modo
le attività. Sicuramente rispetto a 12 mesi fa, oggi abbiamo, diciamo così, quantomeno delle premesse migliori, perché ci sono paesi che stanno più avanti a noi come la Germania e l'Inghilterra più avanti quantomeno nel numero dei vaccini erogati, tanto per intenderci, che sicuramente hanno ripreso a viaggiare. Vedevo che per il weekend di Pentecoste, insomma, i tedeschi hanno già fatto magari non il boom a cui erano abituati, diciamo così, le nostre spiagge venete, ma insomma già ci sono stati dei spiragli di miglioramento, e sempre all'interno di questa indagine veniva citato come il 60% delle strutture ricettive ha cominciato a riaprire. Questo è sicuramente positivo. Ciò significa a volte gettare il cuore oltre l'ostacolo, perché è inutile nascondersi, a volte si riapre non riuscendo nemmeno a coprire i costi. Beh, diciamo ancora una volta però quelli che possono essere degli spiragli di luce, perché oggi noi sentiamo parlare di decreti sostegni bis, sostegni ter e quant'altro. Questi sono evidentemente strumenti utili in momenti difficili come quelli che i nostri albergatori stanno vivendo in questo periodo, per sostenere una macchina che altrimenti, voglio dire, non riuscirebbe a sorreggersi. Dall'altra parte però nei paesi che hanno già riaperto sono riusciti ad aprire, diciamo così, a riaprire intercettando un turismo, se vogliamo, più di qualità. È la stessa vocazione, ad esempio, che vuole dare, anche da quanto mi è dato sapere, insomma, l'amministrazione veneziana, banalmente pensando a Venezia, quindi non riaprire proprio a quel turismo di massa che magari anche poco lascia poi alla fine sul territorio, perché esiste il fast food alimentare, ma a volte c'è anche il fast food, diciamo, no, il cibo veloce nell'ambito del turismo, dove magari lascia poca ricchezza, se vogliamo, e magari lascia invece qualche rifiuto, ecco, tanto per intenderci. Ecco lì, da quanto invece, insomma, ci è dato sapere anche come indotto Confindustriale, l'idea è invece di sviluppare, di intercettare un turismo, non voglio dire di elite, ma sicuramente più qualificato, più pertinente, con un soggiorno magari mediamente un po' più lungo. Chiaro che è tutto da sviluppare, da costruire, da ripartire, però insomma del resto da qualche parte si deve pur partire, e insomma già è importante avere le idee chiare. Vale anche per lo stesso distretto di Abano Terme, anche lì insomma, i nostri albergatori ci hanno riferito di voler cambiare alcuni segmenti di mercato appunto per spingerci, insomma, su un turismo, voglio dire, sicuramente più qualificato. Si segue, diciamolo, il trend che è stato dato anche alle nostre Dolomiti, anche con l'operazione Olimpiadi, insomma. Diciamo che c'è stato, come dire, un processo di riflessione che magari appunto è tornato anche utile per qualificare anche diversamente quella che è la nostra offerta, la nostra proposta, appunto, tipo nell'ambito turistico. Una considerazione che volevamo fare con lei è questa. Molto spesso nella tradizione l'imprenditore veneto è l'imprenditore geloso della propria realtà, della propria fabbrica. Con questa pandemia, e grazie magari anche alla mediazione di realtà importanti come è l'associazione Assindustria Veneto Centro, in qualche modo si è scoperta una capacità di, non diciamo di fare sistema, ma comunque di costituire un insieme nelle proprie singole realtà. Sì, diciamo innanzitutto che la risposta degli imprenditori è andata oltre a quella della propria azienda, ma è andata sicuramente al territorio. A che cosa mi riferisco? Sono state notevoli e numerose le iniziative non solo degli imprenditori di Assindustria Veneto Centro, ma lo allargherei veramente a tutte le categorie economiche, a tutte le associazioni, perché ho visto insomma dei ritorni importanti con dei contributi sicuramente significativi, da un lato per tutto quello che concerne il mondo sanitario. Ricordo che nel periodo di pandemia solo Assindustria Veneto Centro riuscì a disporre di circa 1000 ventilatori polmonari per tutti gli ospedali, voglio dire, delle nostre province, per cui sicuramente un'operazione importante, laddove insomma le finanze pubbliche erano sicuramente boccheggianti in un periodo dove non esistevano ancora diciamo così,
elargizioni da parte della comunità europea. Per cui sicuramente quello è stato un primo contributo importante per tutta la cittadinanza, è stato poi allargato al mondo delle scuole, ma non ultimo pensiamo alla partita dei vaccini. Oggi come oggi la pubblica amministrazione, bisogna dirlo, sta mettendo in piedi un'ottima macchina vaccinale, quindi c'è sicuramente un ottimo trend nell'erogazione dei vaccini, ma a livello nazionale sono state più di 8.000 le aziende che si sono dimostrate favorevoli ad aprire le proprie porte per ospitare appunto i vaccinandi, e questo è evidentemente un sintomo, diciamo così, di quella che è la compenetrazione comunque delle aziende rispetto al territorio. Poi naturalmente si resta sempre piuttosto gelosi, se vogliamo, no, delle proprie creature, delle proprie attività, ma insomma i periodi di crisi servono magari per guardarsi in faccia e capire con trasparenza e con schiettezza che da soli si può fare sicuramente un pezzo di strada, ma insieme si può sicuramente percorrere un percorso più importante. Sì, anche perché questa catastrofe veramente ci ha trovato spiazzati tutti, cioè nessuno di noi all'inizio sapeva dove mettere le mani, insomma, in senso più e meno metaforico, per far fronte a questa emergenza. Dottor Sinigaglia, volevamo una volta di più, in questa parte conclusiva della nostra piacevole conversazione, sottolineare quella che è la realtà che lei rappresenta oggi, Forema, e soprattutto la lungimiranza che ha avuto questo progetto, perché se non andiamo errati parliamo della nascita di Forema ritornando addirittura agli anni 80, ovviamente del Novecento, diciamo momenti in cui la parola formazione non faceva così parte del vocabolario generale, insomma, non solo dell'opinione pubblica ma anche degli imprenditori. Ah, sì, Forema è stata fondata nel 1983 e insomma chi fece decollare l'operazione in quegli anni fece sicuramente qualcosa di lungimirante, perché insomma cominciava ad arrivare la formazione soprattutto nel nord-est, nei nostri territori, magari da Oltralpe piuttosto che dalla zona del Milanese, tanto per intenderci, e diciamo così l'obiettivo era quello di formare delle competenze in azienda rispetto a quelli che sono i normali centri di competenza della formazione, per cui le università, le scuole o quant'altro. Poi insomma nei nostri quasi 40 anni di storia siamo andati avanti con la nostra missione. Oggi Forema impiega circa una settantina di risorse, ci rivolgiamo di fatto a tutte le province della regione del Veneto, sviluppiamo il 70% della formazione per lavoratori direttamente all'interno delle aziende, quindi costruiamo, rispondiamo a bisogni specifici delle aziende. Il restante 30% invece andiamo a formare persone magari in cerca di una seconda chance, di riqualificazione, piuttosto che neolaureati, neodiplomati, ed in quel caso evidentemente riusciamo a sfruttare, il punto di vantaggio è quello di sfruttare l'aggancio che abbiamo poi con le 5.000 aziende del nostro territorio. Ecco. Da questo punto di vista insomma cerchiamo di mettere insieme un'offerta composita che possa effettivamente dare un segno di differenza sul nostro territorio. Per concludere, come professionista, come formatore, ma anche come cittadino, Matteo Sinigaglia, visto che siamo alle porte dell'estate 2021, come guarda avanti? Immaginiamo con maggiore speranza, magari rispetto a qualche mesetto fa. Allora, guardiamo avanti con un atteggiamento sicuramente fiducioso. Il futuro è evidentemente ancora difficile, ma voglio dire dobbiamo guardare insomma con lungimiranza avanti, con strategia, e soprattutto dobbiamo guardare avanti con voglia di imparare. E cosa voglio dire? Con voglia di imparare bisogna essere disposti a volte, per imparare un qualcosa di nuovo, a dimenticarsi magari qualche brutta abitudine, qualche vecchia abitudine, qualche retaggio del passato, e dobbiamo tuttavia considerare che queste nuove condizioni probabilmente resteranno per diversi anni da qui a venire, e quindi insomma andiamo avanti con questa sorta di atteggiamento positivo proprio per portare a casa delle nuove competenze che sicuramente ci serviranno non solo nel mondo del lavoro ma anche nella vita privata di tutti i giorni.
No, indiscutibilmente è un'esperienza non solo di formazione ma anche indubbiamente di crescita, perché crediamo che se questa parola ovviamente confligge un po' con quelli che sono i dati un po' aridi della produzione ovviamente e inevitabilmente del 2020 e di questa prima parte del 2021, anche se gli esperti dicono che già in questi primi mesi si è visto, diciamo, qualche oscillazione favorevole, diciamo, ecco, pur a fronte di tutta questa difficoltà, insomma, consideriamo che adesso il peggio è alle spalle, non che il meglio stia davanti ai nostri occhi, ma perlomeno l'orizzonte che ci si propone è un po' meno difficile e critico di quanto non lo fosse, ma anche soltanto fino all'inizio di quest'anno. Ma sì, guardate, il rimbalzo produttivo che citavo prima ne è sicuramente un indicatore. Sappiamo che siamo ancora in un momento di blocco dei licenziamenti, molto probabilmente, insomma, le ultime indicazioni ci dicono che la proroga sarà fino al 30 ottobre o a fine anno. Sicuramente una volta tolto questo blocco, dobbiamo guardarci in faccia, ci saranno comunque scenari, voglio dire, difficili. Ma se dobbiamo guardare i 12 mesi precedenti, diciamo così, si guardava sempre con un retaggio molto cupo, molto fosco, sembrava ci fosse il 1 milione di disoccupati, in realtà ad oggi questo non c'è stato e anche le stime, una volta tolto il blocco dei licenziamenti, ci diranno che in realtà questi numeri si ridurranno di molto. Bene, bisogna cercare di lavorare per ridurli al minimo. Certo, indubbiamente. Noi ringraziamo Matteo Sinigaglia, direttore generale di Forema, di Assindustria Veneto Centro, per la consueta chiarezza. Ovviamente gli auguriamo buon lavoro, anche perché insomma, il vostro lavoro è stato cruciale in un momento così difficile in cui appunto grazie al vostro contributo le aziende hanno imparato, non diciamo qualcosa di più, ma qualcosa di diverso e di importante per fronteggiare inevitabilmente una crisi che ha coinvolto dal piccolo al medio al più grande. Assolutamente. Grazie a voi, grazie dell'invito e a disposizione. Grazie a Matteo Sinigaglia, grazie anche ovviamente a tutte le persone che lavorano per Forema. Ringraziamo a questo punto anche voi per essere stati in nostra compagnia e avere preferito l'informazione di 7 in punto che si proporrà come di consueto domani mattina a partire dalle 6:45. Vi ricordiamo anche che tutte le puntate delle nostre interviste agli ospiti che così piacevolmente ci forniscono la loro disponibilità, ebbene, le potete ritrovare nel sito www.tg7nordest.com. È tutto, grazie e arrivederci.